Ormai ci siamo, è cominciata allora il primo pallone all'Arbus. Pressato Azzori, ha bisogno di una mano, riesce a giocare all'indietro, può arrivare il cross, arriva invece un tiro che si spegne sul fondo. Boi però, in mezzo a 2-3 Boi, cerca la porta, arriva il tiro e l'Arbus che può attaccare. Cross di prima, sbuca Azzori, la palla resta lì, poi Spina, calcia sul fondo. Cerca il secondo palo, il colpo di testa e la parata di Falconetti. Resterà lì l'Arbus, proprio Yao, cercato, controlla il numero 10, poi Spina ancora. Con il destro c'è un cross che diventa pericoloso. Arriva adesso il cross, la spizzata, il palo e poi la rete. Ma c'è fuori gioco che approfitta del rimbalzo. Serve nello spazio Boi ne ha due davanti. Sterza, Boi calcia sul fondo. Tridente d'attacco per l'Arbus con Samuel Azzori, Tronu e Yao. Seguiamo però l'azione subito di Lubina che può mettere in mezzo. Arriva Boi e chi se non Boi, avvio perfetto di ripresa per il Tortolì, il più lesto sulla deviazione di Angioni è stato proprio il numero 10. C'è anche Sticchina su cross verso Tronu, palla che arriva a Lorenzo Azzori che manca il tempo per il tiro, poi Tronu, tiro debole, cerca di compagni, c'è uomo a terra però nell'Arbus, gioca il Tortolì con Pini che cerca la porta e la sfiora. Il sentimento muscolare per lui, si sente comunque lì sulla destra l'assenza di Coco. Adesso invece si gira due volte, Flores col mancino lontano dalla porta, va Pini, la palla alta, allontana Stecchina, sembra cercare lo spazio, questa volta il pallone però è buono per Floris che potrebbe andare 1 contro 1. Floris la porta sul fondo, entra in area, Floris arriva il pallone per Azzori che controlla, perde tempo, ancora Azzori, arriva l'1-1. Aveva anche sprecato il primo tentativo, non il secondo. Prima però seguiamo l'azione del Tortolì che attacca adesso a destra con Mammeli che prova a passare sul mancino. Era in fuorigioco ormai Murgia, allora Boi prova a giocare da solo, la palla va per Deiana, il cross, non ci arriva Serra e poi Murgia, largo per Deiana, arrivano in 3 dentro l'area, Deiana cerca Murgia che calcia debole, Poda riesce a liberarsi Poda, allora la possibilità di attaccare, Poda nello spazio per Yao, a tempo praticamente scaduto, l'Arbus l'ha ribaltata, di testa Pancotto che ha giocato un gran secondo tempo ed è anche l'ultima emozione.